Buonasera e benvenuti alla serata finale del Guinzaglio d'Oro 2021, il concorso dedicato al giornalista che più si è distinto nel corso dell'anno per il suo asservimento alle case farmaceutiche. L'anno scorso, come ricorderete, vinse Enrico Mentana e votò un totale di 5.258 persone. Quest'anno invece hanno votato ben 15.105 persone, quasi 3 volte tanto. I candidati di quest'anno erano Corrado Formigli, il duccetto di periferia che sale in cattedra e dice ai suoi concittadini quello che devono fare. Cari Novax, è arrivato il momento in cui lo Stato deve decidersi a convincervi ad accettare le regole della collettività. Mirta Merlino, quella che io parlo sempre con i medici e che il virus circola per colpa dei non vaccinati. Dato che io parlo con i medici da mesi e mesi tutti i giorni, ti spiegano che io vaccinata mi prendo il virus perché c'è ancora il virus che circola per colpa dei non vaccinati. Selvaggia Lucarelli, per la grande quantità di odio che è riuscita a spargere in rete e per il contributo particolare che ha saputo dare alla campagna denigratoria contro il dottor De Donno. Milena Gabanelli, quella che prima racconta bugie agli italiani e poi quando viene beccata a mentire, invece di correggersi, cambia le carte in tavola per evitare di essere denunciata. E Bruno Vespa, quello che io me ne frego dei dati ufficiali, quello che caccia dalle trasmissioni chi non la pensa come lui, e quello che mente agli italiani, anche lui come la Gabanelli, e poi si rifiuta di correggere le bugie che ha raccontato. Ma no, ma alla tua età non è morto nessuno, dai. Non c'è una sola persona sopra i 60 anni che abbia avuto un problema. Andiamo ai risultati. Come dicevamo, hanno votato sul nostro sito oltre 15.000 persone. Al quinto posto si è classificata Milena Gabanelli, che ha raccolto 885 voti. Molti nei commenti hanno scritto che ormai la considerano un personaggio insignificante dal punto di vista giornalistico, senza alcun peso specifico. Al quarto posto si è classificato Corrado Formigli, che ha totalizzato 1.657 voti. Nei commenti è stato definito un personaggio fin troppo prevedibile nella sua crociata contro chi non vuole vaccinarsi e quindi in fondo poco dannoso. Non meritava di più. Al terzo posto, guinzaglio di bronzo, si è classificata Mirta Merlino, che ha collezionato 3.700 voti tondi tondi. Le motivazioni per la Merlino sono state soprattutto per la sua chiusura mentale, per il suo ripetere all'infinito io mi fido solo dei medici e per la sua grande capacità di fingere di non sentire quando si ritrova in studio un ospite scomodo. La perfetta presentatrice per Big Pharma, in altre parole. Al secondo posto, guinzaglio d'argento, si è classificato Bruno Vespa con 3.746 voti. Vespa è stato a lungo ingaggiato in un testa a testa con la Merlino e solo negli ultimi 2 giorni ha preso quel piccolo vantaggio di 46 voti su di lei. Anche lui è stato definito da molti un trombone scoppiato, capace di convincere ormai solo le persone più ottuse. Resta quindi al primo posto, vincitrice del Guinzaglio d'Oro 2021, Selvaggia Lucarelli, che ha raccolto ben 5.117 voti. Pensate, quasi 1.400 voti di distacco sul secondo arrivato. Nei commenti è stato segnalato come la Lucarelli sia in realtà poco importante dal punto di vista giornalistico, ma che il voto per lei voleva sottolineare soprattutto la sua eccezionale ferocia e cattiveria contro chi non vuole piegarsi ai ricatti del governo. Il voto negativo alla Lucarelli è stato anche giustificato come una forma affettuosa di ricordo per lo scomparso Giuseppe De Donno. Fra l'altro notiamo che, eccetto Vespa, tutti gli altri concorrenti sono personaggi della Sette. E infatti, molte persone nei commenti hanno suggerito che il premio andasse direttamente al canale televisivo nel suo insieme, con ripetuti inviti a boicottarlo sistematicamente. Non posso che unirmi a questo invito. Smettiamo di guardare la 7, così facciamo crollare i loro ascolti e crollano anche le entrate pubblicitarie con cui vengono pagati profumatamente i suoi giornalisti. Ma attenzione, perché manca ancora il premio speciale della giuria.
L'anno scorso il premio andò a Lucia Annunziata per la sua famosa frase «Prima o poi lo Stato dovrà decidere di prendere per il collo un po' di persone e farle vaccinare». Quest'anno invece il premio speciale della giuria va a un'altra Lucia che di cognome fa Goracci per la sua storica figura di merda quando ha raccontato di essere stata sequestrata per 9 ore da una senatrice rumena che lei cercava di fregare con un'intervista trabocchetto. Si è invece poi scoperto, proprio dal video girato dalla senatrice rumena, che la Goracci aveva potuto uscire tranquillamente dall'appartamento e che era addirittura tornata di sua volontà con il telefonino in mano mentre si metteva a sbraitare «It's a kidnapping», cioè è un rapimento. This is kidnapping. Ringraziamo Lucia Goracci per la figura barbina che la RAI e quindi noi tutti italiani abbiamo fatto quando la vera storia è stata raccontata alla TV rumena. Premio meritatissimo quindi. Il Guinzaglio d'Oro 2021 si conclude qui. Da oggi vi invitiamo tutti a stare sul chi va là e a segnalarci tutti i possibili candidati per il Guinzaglio d'Oro 2022 scrivendo a redazione@luogocomune.net. Grazie a tutti e arrivederci all'anno prossimo.